Tragedia della strada Scorzè, 51enne padre di 2 bambini perde il controllo dell'auto e si ribalta in un fossato, nulla da fare per lui. Qualche ora dopo un 18enne muore in sella alla moto del papà schiantandosi a 100 metri da casa. La tragedia a Villanova di Campo San Piero, a perdere la vita un ragazzo originario di Mirano. Giornata veneziana per il ministro Matteo Salvini, che questa mattina ha inaugurato le barriere che proteggono la Basilica di San Marco, poi sopralluogo al Mose. La soddisfazione del sindaco di Venezia Brugnaro, che però ribadisce la richiesta al governo di 150 milioni di euro all'anno per la salvaguardia della città. Centinaia di persone hanno manifestato nel pomeriggio in città contro il contributo d'accesso. L'attacco non regola i flussi turistici e riduce Venezia a un museo. Si intravedono segnali positivi di ripresa tra le imprese artigiane del Miranese a trainare l'indotto e il comparto dell'edilizia e della casa, ma per il futuro resistono ancora tante incognite. All'Istituto Barbarigo, nello stesso palazzo dove 150 anni fa fu fondata la Reyer, la società ha voluto festeggiare questo compleanno insieme agli studenti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali c'è la cronaca con l'incidente mortale che si è verificato questa mattina a Scorzè lungo via Castellana. Un uomo è uscito di strada con la sua auto ed è andato a schiantarsi contro un ponticello, a perdere la vita un papà di 51 anni. Nulla hanno potuto fare i soccorsi nonostante i tentativi di rianimazione per salvare la vita a Ulderico Vedovato, andato a impattare alla guida della sua auto contro il bordo in cemento di un piccolo ponticello lungo via Castellana a Scorzè. Il 51enne è uscito di strada questa mattina alle 8. Ma io intorno saranno state più o meno le 8. Ho sentito un colpo di clacson e il gran botto perché la macchina si è stampata praticamente sul passaggio lì. Poi sono uscito, c'erano molte macchine che cominciavano a fermarsi, però penso che sia deceduto sul colpo o un malore probabilmente, non lo so. Nessun veicolo è stato coinvolto nell'incidente sull'asfalto, nemmeno una traccia di frenata, una fuoriuscita anomala in una via che la vittima conosceva bene, poco lontano vivevano i genitori. L'auto è uscita di strada dopo una curva, visibile la lunga scia lasciata dalle ruote nell'erba del fosso prima dell'impatto sul cemento in un tratto diventato rettilineo. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro, forse causato da una distrazione o da un malore. Il 51enne è rimasto dentro all'auto ribaltata fino all'arrivo dei vigili del fuoco intervenuti da Mestre e Mirano assieme al personale del SUEM. Ulderico Vedovato era padre di 2 bambine, originario di Scorzè, era molto conosciuto anche per la sua grande passione, la musica. Suonava il basso per brani musicali di jazz, funky e blues. Lavorava come tecnico alla Bortoletto BMC di Scorzè, società di manutenzione impianti che spesso lo mandava anche all'estero per la sua competenza. Sul luogo della tragedia è sopraggiunta anche la compagna che non ha potuto trattenere il pianto. E qualche ora dopo un 18enne originario di Mirano è morto in sella alla moto del papà schiantandosi a 100 metri da casa. La tragedia nel Padovano a Villanova di Campo San Piero. Ha percorso appena 100 metri, poi ha perso il controllo della moto ed è finito contro l'albero che costeggia la strada, un colpo violentissimo che lo ha scagliato lontano 50 metri. L'ennesima tragedia della strada, oggi all'ora di pranzo a Villanova di Campo San Piero. Emanuele Piccolo, 18 anni appena, è morto in sella alla sua moto Kawasaki. Stava percorrendo via Cornara nella frazione di Murelle. Sembra che il ragazzo stesse andando a giocare a calcio, ma fatti pochi metri è uscito di strada. La polizia locale del Campo San Pierese sta cercando in queste ore di ricostruire cosa abbia fatto perdere il controllo della moto al ragazzo. Via Cornara è stata chiusa per consentire i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco e i medici del SUEM che a lungo hanno tentato di rianimare il 18enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare.
Il dolore è calato in pochi minuti e ha avvolto la piccola frazione di Murelle. I familiari del ragazzo si sono precipitati sul posto, il dolore del padre a cui era intestata la moto. Emanuele Piccolo si era trasferito da poco in provincia di Padova, era nato a Milano, ma qui a Villanova di Campo San Piero si era già fatto molti amici che oggi sono accorsi sul luogo della tragedia. Mia mamma mi ha detto che c'è un ragazzo sul fosso e sono andato a vedere, io non pensavo che era lui, ho visto la moto e sono andato a vedere era lui. Mi piaceva troppo andare in moto. Mi piace anche il calcio, però specialmente la moto che mi piaceva troppo, diciamo. Una grande passione per lo sport e soprattutto per la moto che però ha segnato irrimediabilmente il suo destino. Dalla cronaca alla politica con la giornata veneziana del Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini che questa mattina ha inaugurato le barriere che proteggono la Basilica di San Marco, poi sopralluogo al Mose. Vedere questa chiesa oggi, vedere la basilica all'asciutto, salvata da queste mini barriere, in prospettiva l'intera città salvata dalle maxi barriere è un'emozione. La giornata veneziana del vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini è iniziata con l'acqua alta che bagnava i masegni di piazza San Marco, ma la sua cattedrale all'asciutto, dimostrazione concreta che le barriere, poi inaugurate Benedetta dal Patriarca, servono e funzionano. Senza queste anche oggi la basilica si sarebbe allagata. Probabilmente molti interventi anche a Venezia avrebbero potuto essere inaugurati prima. Salvaguardia della città ma anche tutela dei posti di lavoro, questa è la ricetta del ministro. Nessuna anticipazione su chi guiderà la nuova autorità per la laguna, ma l'impegno che tutte le nomine arriveranno entro fine anno. Ho incontrato anche gli imprenditori che portano turisti e i turisti sono business. E quindi vedremo di tenere insieme tutto senza ideologie. Ne ho parlato con l'autorità portuale prima, tenere insieme lavoro e tutela della città è fondamentale, non si può dire di no a prescindere. Anche perché c'è un porto, ci sono lavoratori che aspettano risposte. Poi la visita in Basilica di San Marco, il ministro e il suo seguito sono stati accolti dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, con il proto della Basilica Mario Piana e il primo procuratore Tesserin, seconda tappa della mattinata, sopralluogo all'isola artificiale del Mose, per verificare il funzionamento delle paratoie, prima del rientro. Soddisfatto il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, che però batte cassa, ribadendo la richiesta al governo di 150 milioni di euro all'anno per la salvaguardia della città. 150 milioni all'anno dal governo per la salvaguardia della città. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ribadisce la richiesta già formalizzata a suo tempo dal Consiglio Comunale, ricordando che nel 2024 finiscono i fondi. A San Marco abbiamo già iniziato i cantieri, per cui direi che è già un lavoro avviato, ma avere il ministro dalla nostra parte è una cosa buona e giusta. Poi abbiamo la fortuna di avere un ministro che conosco bene, che è Gennaro San Giuliano alla cultura. Credo sia un grande cambio di passo. Di deciso cambio di passo ha parlato anche il governatore Zaia. Innanzitutto dobbiamo rilevare che c'è stata una velocità rispetto all'approccio, quindi dopo un mese siamo già ai tavoli operativi. Siamo fiduciosi, l'autonomia non è la secessione dei ricchi, ma soprattutto, ricordiamo, non toglie nulla a nessuno. Stiamo lavorando a un documento che io proporrò alla conferenza delle regioni affinché tutti i presidenti possano condividere almeno dei punti cardine. Poi la parola è tornata al sindaco Brugnaro, che ha rilevato come Venezia possa fare da apripista anche a livello nazionale sul tema della sicurezza e ribadito la richiesta che il governo sblocchi anche la parte di sua competenza dei rimborsi non ancora erogati per i danni dell'acqua grande del novembre 2019. Abbiamo rimborsato tutto quello che si poteva fare sotto i 5.000 euro per i privati e i 20.000 per le imprese che hanno fatto domanda. Altri che hanno avuto danni maggiori, per fortuna non sono con i numeri così vasti come prima, però non c'è dubbio che è un tema aperto, io continuerò a insistere. Venezia che si prepara a festeggiare, a celebrare la Madonna della Salute, lo farà lunedì e noi con la città di Venezia, perché saremo in diretta a partire dalle 9:45 del mattino e alle 10 vi proporremo la Santa Messa ufficiata dalla Madonna della Salute dalla Patriarca Moraglia. Appuntamento quindi lunedì mattina a partire dalle 9:45 qui su Antena 3. Ma ritorniamo alle parole del
del ministro Salvini, che sì, ha parlato di Venezia, della salvaguardia della città, ma ha toccato tanti altri temi, dalle trivelle all'autonomia. Un'ottima e utile riunione, e io penso che il ministro Calderoli anche lui in un mese abbia fatto più di quello che non hanno fatto in 2 governi precedenti. Ho sentito Zaia ieri, ho sentito Fontana, e anche in questo caso entro la fine dell'anno ci saranno i primi segnali concreti. È un Salvini vice premier ottimista, quello dopo l'incontro Meloni-Calderoli di ieri e che raggiunge la Basilica di San Marco a Venezia. Ma il suo è un sorriso consapevole della guerra che ci sta dietro. E se Calderoli si dice disponibile in queste ore anche a riscrivere tutta la bozza, avendo avviato il confronto e ascoltando i suggerimenti di governatori e le richieste di buonsenso, il leader del Carroccio cerca di dettare i tempi allungatici di certo rispetto a quanto era stato detto in campagna elettorale. Entro l'anno si parte, l'obiettivo in Consiglio dei Ministri, con un testo che metta d'accordo tutti. Voi avete visto che c'è qualcuno che probabilmente non nel merito, ma per motivi politici dice di no a prescindere. Perplessità di Fratelli d'Italia? Chiacchiere per Salvini che non vede incompatibilità con il presidenzialismo chiesto dai meloniani. Sul presidenzialismo siamo tutti d'accordo e quindi ci sarà il rinnovo di un impegno che risale al 2012 e quindi è giusto andare avanti. Il presidenzialismo ovviamente deve riformare la Costituzione, quindi la Costituzione la riformi in 15 giorni. Portiamo avanti tutto. L'autonomia è pronta perché l'hanno chiesto alcune milioni di persone. Un Veneto che a partire da Zaia mostra intanto la sua contrarietà alle trivelle che vuole il governo. Bisogna tutelare l'esigenza degli italiani di riscaldarsi, di lavorare, di viaggiare e la tutela dell'ambiente, quindi alcune situazioni particolarmente delicate andranno valutate con estrema attenzione. Mi ricordo la visita al Delta del Po, l'incontro con i pescatori, quindi l'ascolto di quei lavoratori sarà prioritario e fondamentale. Poi Salvini veste i panni del ministro delle infrastrutture. Sulle opere in Veneto è chiaro, saranno tante e si correrà in fretta. C'è il dossier della CAV, della trasformazione in autostrade, c'è il dossier di Vicenza, c'è la bretella di Treviso, c'è l'alta velocità. Ovviamente non si potrà fare tutto e subito, bisognerà darsi delle priorità, però il Veneto avrà una quantità di investimenti da recuperare notevolissima. Tra tutte, la rincorsa ai ritardi per le Olimpiadi di Milano-Cortina, che strappano un sospiro anche a lui. In manovra mettiamo degli altri fondi, le Olimpiadi ci saranno un evento eccezionale, l'Italia sarà all'attenzione di tutto il mondo, quindi non possiamo sbagliare. Permettetemi di dire che si sono persi 2 anni. Infine, il Salvini strettamente politico e i continui mal di pancia del Carroccio Veneto da Marcato ad Arè. Ma sulla eventuale incompatibilità dei consiglieri regionali alla corsa per le segreterie è lapidario. Ognuno si può candidare a fare quello che vuole, però io occupo un ministero che si occupa di lavoro, quindi delle beghe mi interessa men che zero. Rimaniamo nel cuore di Venezia, dove nel pomeriggio c'è stata la manifestazione contro l'introduzione del contributo d'accesso. Venezia non è un museo, Venezia è una città. Non esistono città al mondo in cui si entra attraverso un biglietto d'ingresso. Si sono ritrovati in centinaia, arrivati anche dall'entroterra veneziano, per sfilare in corteo da Campo Santa Margherita a Campo Manin e dire no all'introduzione di un biglietto d'ingresso a pagamento in città. Da tempo al centro di un vivace dibattito l'introduzione del provvedimento proposto dal Comune per regolamentare i flussi turistici e nuovamente slittato, questa volta all'estate 2023. Per i manifestanti un chiaro segno della sua inapplicabilità. Se si vuole vedere Venezia come una città vetrina, una città museo, come una gallina dalle uova d'oro da spremere il più possibile con hotel, bed and breakfast, insomma una città che si basi solo sulla monocultura turistica, allora bisogna essere favorevoli al ticket. Qui invece c'è chi vede, chi ha di Venezia l'idea di una città, di chi vede Venezia come una città, quindi piena di residenti e non di turisti, piena di attività artigianali, di economie, di pluralità di economie, di biodiversità, di lavori. Il contributo d'accesso viene bocciato anche per l'idea di una definitiva trasformazione di Venezia a parco a tema ad uso turistico, cui si accede pagando un biglietto, senza contribuire a regolamentare i flussi di visitatori e complicando la vita a tutti i residenti del comune.
Noi come studenti universitari siamo tenuti a denunciare i nostri amici, i parenti che vengono a trovarci, dovendo essere anche controllati in una misura che assolutamente non accettiamo. Per gestire l'overtourism ci sarebbe bisogno di tutt'altre misure, lavorare sulle locazioni turistiche e fare una regolamentazione seria delle locazioni turistiche, impedire le nuove aperture alberghiere e non istituire dei regimi di controllo polizieschi sull'entrata in città. La pagina economica con gli artigiani del Miranese che vedono anche segnali positivi. Torna ad esserci il segno più tra le imprese artigiane del Milanese. A trainare la ripartenza è il comparto legato alla casa, grazie anche ai bonus e incentivi fiscali. Che nel secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 abbiamo un 1% di serie di imprese in più, pari a circa 875 unità, e il 2% di unità locali in più, vale a dire quindi le sedi secondarie o i magazzini delle stesse imprese. E lo stesso numeri positivi anche in raffronto al primo trimestre 2022, rispetto al quale c'è un aumento di 572 localizzazioni in più. A farla da padrone sono i servizi alle imprese e le costruzioni. Proprio le costruzioni sono, e in generale tutta la filiera del comparto casa, è il settore dell'economia che nel veneziano e particolarmente nel milanese sta mantenendo a galla l'economia del territorio. Restano però anche le incognite, come ricorda il funzionario dell'associazione Andrea Dal Corso. Ci sono incognite per quanto riguarda il futuro dei bonus, perché l'orizzonte per quanto riguarda il futuro degli stessi bonus fiscali è ancora tutto da definire, da pianificare, nonostante ci sia una strada tracciata. E ci aspettiamo che sin dalla prossima legge di bilancio, che vedremo tra qualche giorno, ci siano segnali in questa direzione che permettano di capire da un lato cosa ci si aspetterà per quanto riguarda il futuro dei bonus edilizi e secondo cosa si intenderà fare per quanto riguarda l'energia. Musica e solidarietà, andiamo a Zelarino. 3 serate a ritmo di musica per offrire un aiuto a chi è in grave stato di salute e sottoposto alle cure palliative. Il Ciani Live Aid 2022, tenutosi agli impianti sportivi di Zelarino dal 2 al 4 settembre, ha raccolto gran parte dei fondi necessari per acquistare un ecografo portatile che ora è pronto da utilizzare a casa dei malati terminali. Io credo che divertendosi si possa fare anche solidarietà e questo è uno degli esempi più belli che abbiamo in Comune di Venezia. Grazie a Roberto Pistolato nel ricordo del fratello Ciani e a tutta l'associazione che ci hanno reso dei giorni bellissimi, facendoci divertire ma facendo anche di essere in grado di fare solidarietà. La 3 giorni musicale e benefica è stata organizzata dall'associazione Ciani Forever, che porta il soprannome del batterista Gianluca Ciani Pistolato, scomparso nel 2019 per un tumore a soli 44 anni. L'associazione raccoglie proventi da destinare alle realtà impegnate sul territorio a servizio dei malati di cancro. Tutti gli interventi che andiamo a fare sono finalizzati ad impattare il meglio possibile sulla qualità di vita e anche a dare una risposta sostanzialmente ai bisogni molto, molto importanti che soprattutto nelle fasi terminali della vita sono così forti e così a volte anche drammatici. Vi raccontiamo adesso il compleanno speciale della Reyer. La Reyer festeggia nella scuola insieme agli studenti il suo 150° compleanno. Era il 16 novembre del 1872 quando Costantino Reyer e Pietro Gallo diedero inizio alla vita della società sportiva. Modello e apripista in Italia, insegnava per la prima volta educazione fisica anche alle ragazze. Nello stesso palazzo, che oggi ospita l'Istituto Professionale Scolastico Barbarigo, la Reyer è voluta tornare ed è stata inaugurata una targa che ricorda quel giorno. Docenti Andrea De Nicolao e la capitana della squadra femminile Francesca Pan. Le presenze Reyer per me sono poi di fatto un motivo di grande orgoglio e per me rappresentare questa città è, oltre che un motivo di grande orgoglio, è un grandissimo senso di responsabilità, proprio nei confronti della città, dei tifosi e di una società, di un club storico. A introdurre l'incontro lo scrittore Giorgio Crovato, che ha scritto un libro sulle origini dello sport veneziano. Una particolarità
Rinfresco e torta celebrativa sono stati preparati dagli studenti cuochi del futuro, con grande successo. Come una seconda famiglia per me. La società ha sempre avuto molta fiducia in me e infatti dopo che mi sono diplomata anch'io mi ha lasciato andare in America per 4 anni a studiare e siamo sempre rimasti in contatto e una volta ritornata tutti mi aspettavano a braccia aperte. Da Venezia, dal veneziano è tutto anche per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Bentrovati al meteo. Pressione in temporaneo aumento sul nostro territorio, weekend con il bel tempo. Il dettaglio di domenica 20 novembre. Sul Veneto prevarrà il sole, cielo da sereno a poco nuvoloso, specie in serata. Al mattino soffierà bora moderata su costa e pianura limitrofa, in graduale poi attenuazione. Temperature in ulteriore lieve diminuzione, minime tra 2 e 7 gradi, massime invece comprese tra i 10 e i 14 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà terso salvo per qualche occasionale nube di passaggio. Bora forte sulla costa, specie a Trieste. Temperature minime sui 3-6 gradi, massime intorno ai 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Per domenica si prevede anche qui tempo soleggiato, con cielo spesso limpido o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.